stati sono spesso frammentari. Anche loro cercano in tutti i modi di dimenticare cose veramente tragiche. Sono scappati da un paese in cui c'è la dittatura e per una serie di concause si sono ritrovati a essere perseguitati da questa dittatura. Uno di questi è andato in ospedale con la moglie ha partorito il primo figlio e questo figlio non l'hanno neanche visto. Appena partorito è sparito. Non si sa dove sia andato. È sparito. I bambini vengono usati per gli organi e spesso questi organi vanno in Europa, arrivano qua, e dall'altra parte vengono usati anche per altre cose, per operazioni all'interno di... La storia di questo ragazzo che vede morire suo papà perché contrario a certe questioni anche di carattere sociale e politico, poi vanno addirittura dopo che è morto il padre se la prendono con la madre e la cosa tragica è che se la prendono con la madre e bruciano la casa e bruciano la madre dentro questa casa. Hanno visto e vissuto sulla loro pelle non solo la precarietà della vita, ma anche l'assurdità di certe cose. In Libia possono passare mesi prima di raccogliere i soldi per poter affrontare il famoso viaggio su questi barconi. Sono stati 4 giorni senza pane, senza acqua, tutti stipati in una maniera incredibile. Chi era sotto poi era una cosa allucinante. Gli avevano dato tipo quei salvagente gonfiabili e si sono accorti che erano tutti taroccati. E lui se l'è tolto e ha detto: se Allah vuole io vivrò. Però si è visto, lui ha tentato di salvarne uno per esempio e gli è sfuggita la mano e poi l'ha visto morire. Nel momento in cui raccontano certe cose, sì, mi sembra di tornare veramente a periodi cosiddetti bui, ma veramente bui della storia dell'umanità. Usano torture molto... intanto usano l'elettricità e l'elettricità la usano con scosse elettriche veramente potentissime ovunque sul corpo, quindi ci sono i segni. Poi usano bruciare delle cose sul corpo e poi usano anche purtroppo le frustate, ma frustate con fruste molto particolari. Mi sono domandato cosa posso fare perché quelle ferite possano in parte essere così, non dico cancellate, ma almeno un po' sanate, diciamo, usiamo questo termine, ricucite in parte, perché comunque resteranno sempre nella loro mente, nella loro memoria. È difficile dimenticare.
Buonasera ai nostri telespettatori. Sono oltre 200.000 i profughi arrivati in Italia dall'inizio di questo 2015 e oltre 15.000 sono transitati per la nostra regione nella speranza di trovare ospitalità e un aiuto per ripartire. Storie di famiglia riparte proprio da qui, da storie che per alcuni potranno sembrare incredibili, per altri, per quelli come loro che le hanno vissute sulla propria pelle, sono storie di ordinaria crudeltà. Ce le ha raccontate Antonio Silvio Calò qui nel suo studio, nello studio di casa sua dove ci ha accolto. Professore di storia e filosofia, ricercatore, in questo caso papà dei suoi figli naturali, 4 figli naturali e ora anche di 6 ragazzi. 6 profughi che il professor Calò e sua moglie Nicoletta hanno accolto nella loro casa con un obiettivo, quello di dare loro un futuro, lo stesso che vorrebbero se i loro figli naturali andassero all'estero. Vero professore? Certamente. Quando abbiamo preso questa decisione, uno dei motivi, e non ultimo, è stato quello di pensare che potrebbero essere i nostri figli. E allora uno incomincia a pensare che cosa? Soprattutto pensa a chi potrebbero accogliere, no? E come li avrebbero accolti. E allora questo è già un grande passo avanti, perché vuol dire capire che di fronte a certi drammi l'unica cosa che è importante da fare è aprire le porte, accogliere e stendere una mano. Un dramma in particolare vi ha fatto pensare a questo Certamente progetto? quei morti, purtroppo quella nave, per modo di dire, quel baraccone, tra virgolette, galleggiante, con tutti quei morti, ha segnato una, come dire, ha invaso la mia coscienza e la coscienza anche di mia moglie. E a quel punto ci siamo guardati negli occhi e dobbiamo fare qualcosa. E fare qualcosa non solo a parole, ma fare. E l'unica cosa che potevamo fare è dare ospitalità. Lei ha 4 figli, Sì. lei e sua moglie, siete in 6, attualmente in famiglia siete? In 12. 12. È un bel numero, diciamo che è un bel numero. È molto bello anche il fatto che... Un numero importante, professore. sì, è un numero Mm? importante. Ma bello è perché fin dall'inizio abbiamo chiesto che sia a pranzo sia a cena si fosse tutti insieme. E anche quando è iniziato il Ramadan, i miei ragazzi e anche noi ci siamo adeguati e quindi aspettavamo i musulmani, che sono tutti musulmani, i 6 musulmani, che finisse il Ramadan e poi cenavamo insieme. Questa è stata una cosa molto bella, secondo me, ci ha aiutato di sicuro. Prima di dare la vostra disponibilità ad ospitare questi ragazzi alla prefettura, in questo caso perché è stato il Ministero dell'Interno che vagliava la cosa, ne avete parlato con i vostri figli? Assolutamente sì. Cioè, io e mia moglie, quando abbiamo preso la decisione, la prima cosa era coinvolgere i ragazzi, per vari motivi. Primo per una questione di correttezza nei loro confronti. La famiglia è famiglia solo quando è unita anche nelle grandi decisioni e questa è una grande decisione. E poi perché conosco i miei figli e avere il loro parere, avere il loro consenso ci ha dato a me e a mia moglie una forza maggiore, di sicuro. Come vi siete mossi? Ci siamo mossi in questi termini. Una volta presa la decisione e mi sono recato in prefettura e devo essere sincero, apro una parentesi veloce, ma la prefettura si è comportata nei miei confronti sempre in maniera straordinaria. In tutti questi 3 mesi posso solo ringraziare tutte le persone che collaborano con il prefetto e che hanno comunque contribuito a chiarire tantissimi passaggi molto importanti. Ma la cosa bella è stata l'inizio, quando io mi sono presentato e ho detto guardate vorrei mettere a disposizione
anche per 3, 4, 6 posti al massimo. Loro giustamente hanno pensato che avessi un secondo appartamento, una seconda casa o comunque una casa magari dei nonni o cose di questo genere. Quando poi hanno capito invece che li ospitavo a casa mia in famiglia, sono rimasti un po', diciamo così. Loro un po' perplessi, lei invece era convinto, sia lei che sua moglie Nicoletta, che ci fossero altre famiglie. Sì, io guardi, quando mi sono presentato veramente pensavo che sì, di trovarmi di trovare tutta una serie di persone che avessero già avviato esperienze di questo genere e quindi di potermi confrontare con loro anche per capire, perché non è una decisione, dopo dico, non è una decisione qualsiasi, è una decisione veramente particolare e importante. E invece niente, in maniera molto esplicita la prefettura mi ha detto: guardi professore, che non c'è nessuno, e quindi lei si deve trovare una cooperativa di riferimento, di appoggio, e attraverso questa cooperativa appunto lavorare insieme con la prefettura. E così è stato. Ho avuto la fortuna di conoscere Abdallah Khezraji, che oltre che essere stato fino all'altro giorno vicepresidente della consulta degli immigrati a livello regionale, è una persona che ha dato un segnale forte a tutti noi, anche come cittadino, perché lui è cittadino adesso anche italiano, e quando per esempio ha accolto tutti quei ragazzi che erano fermi, la corriera famosa davanti alla stazione, li ha accolti lui. Ecco, lui ha questa cooperativa Circolo Hilal e io mi sono appoggiato a lui. Mi sono appoggiato a lui anche perché per me è come un fratello. Abbiamo fatto bellissime cose insieme, abbiamo organizzato e continuiamo a organizzare il Festival Internazionale Italo-Marocchino, ma soprattutto con lui abbiamo fatto un'esperienza stupenda. Grazie a lui sono riuscito a organizzare un viaggio con 54 ragazzi, miei studenti del liceo classico Canova, e siamo andati in Marocco. E le garantisco, abbiamo vissuto un'esperienza veramente unica e rara. E questo per me vuol dire molto. Quindi sono in buone mani. Mi verrebbe da chiederle che anche questo probabilmente è uno dei motivi per cui lei ha ospitato e sta ospitando questi 6 ragazzi. Assolutamente, mi è stato d'esempio, non ho paura a dirlo, anzi per me è questione di orgoglio. Lui, islamico, marocchino, diventato cittadino trevigiano, è stato d'esempio. E non l'unico esempio, ma certamente uno dei più importanti, almeno per me. Lei è una persona di profonda fede cristiana, vero professore? Assolutamente, assolutamente. Si può convivere insieme? Assolutamente sì, perché se c'è una cosa bella della fede cristiana è la dimensione proprio dell'ospitalità, dell'apertura, del condividere, della gratuità. E se non lo facciamo noi, infatti le dico subito, sia io che mia moglie, prima di tutto c'è un senso era la mia coscienza, era la nostra coscienza che gridava, diceva: dovete fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa. E non è facile far tacere una coscienza. E la fede che aveva già la risposta: vieni e vedi, ma nel senso proprio dell'accoglienza, no? E a quel punto le due cose si sono messe insieme, cioè l'istanza civile, e io lo dico senza timore, non prendiamocela, non è questo il momento per tutti i cittadini italiani di prendersela con lo Stato, perché magari non è organizzato bene, perché le cose non vanno bene. Io credo che di fronte a un'emergenza storica di questo genere tutti i cittadini prima di tutto si devono sentire Stato, loro stessi Stato. Non possiamo sempre scaricare sugli altri la responsabilità che in prima persona a cui noi dobbiamo rispondere. E questo per me è importante. Dopo chiaramente la fede veramente in questo senso ci ha aiutato a non solo immaginare questo incontro e questa accoglienza, ma anche vederla in prospettiva, cioè dire: diamo una speranza anche a loro.
Voi volete dare una speranza a questi ragazzi? Certo. Fino a quando rimarranno qui? Fino a quando non A casa del riusciremo professor a Calò? dare la possibilità a tutti loro di sentirsi inseriti in questo Stato, inseriti veramente. E in che senso? Vede, io fin dall'inizio, fin dalla seconda sera ho detto a tutti, rimangono qua solo coloro che hanno una seria intenzione di entrare e vivere l'esperienza in questo Stato in modo corretto, non in modo scorretto. Gli ho dato del tempo per pensare a questa domanda perché non era facile. Tanti di loro magari potevano pensare di andare, appunto, come succede, sentiamo, in Germania, in Finlandia, i paesi del nord, Danimarca, che ne so, in Inghilterra. Io ho detto no, restano in questa casa, in questa famiglia, solo coloro che hanno veramente intenzione di restare qua in Italia come cittadini, per diventare dei cittadini, ma non dei cittadini qualsiasi, dei cittadini con la C maiuscola. Noi ci fermiamo ora per una brevissima pausa di pubblicità e poi scopriremo con il professor Calò come è stato il vostro primo incontro. A tra poco. Siamo a casa del professor Antonio Silvio Calò e della moglie Nicoletta, oltre ai figli, ai 4 figli. Il professor Calò dai primi di giugno ospita qui in casa sua, quindi condivide le cene, condivide l'intera giornata 6 ragazzi, 6 profughi. Questi 6 ragazzi da dove provengono, professore? Guardi, i primi 6, dico i primi perché c'è stato appunto un chiarimento di cui si parlava anche prima, si è accennato prima, cioè venivano dal Gambia, dal Ghana e dalla Nigeria. Poi uno del Ghana e 2 della Nigeria sono andati via e sono arrivati invece 2 della Guinea-Bissau e uno della Costa d'Avorio. E, tutti questi ragazzi, dico ragazzi perché comunque l'età va dai 18 anni ai 30. Hanno vissuto esperienze molto particolari che stanno emergendo anche grazie a un lavoro molto bello da parte noi abbiamo con i famosi 30 euro, abbiamo anche dato la possibilità a una psicologa di darci una mano, una psicologa giovane, una dottoressa molto in gamba, e ci sta dando una grossissima mano, perché ci sono dei traumi, ci sono delle storie appunto indicibili e ci sono persone che devono imparare a stare in Italia. E tutte le terapie che sta attuando, secondo me stanno aiutando moltissimo a creare gruppo, prima di tutto, anche tra di loro, ma anche a inserire pian pianino quelle gocce fondamentali della italianità, perché c'è poco da fare. Se vogliono restare devono diventare dei buoni cittadini. Devono adeguarsi. Assolutamente, guardi, non trovo giusto, non dobbiamo aver paura di dirlo, non solo perché lo stanno facendo altri stati, ripeto, come la Germania o altri ancora, ma perché è corretto, cioè forse loro stessi ce lo chiedono per certi versi, nel senso che vengono perché, ma sanno che sì, no, venire in un paese diverso vuol dire inevitabilmente, diciamo, adeguarsi a usi, costumi. Questo non vuol dire perdere la loro identità e io sto cercando anche di fare in modo che loro si rendano conto che noi non rifiutiamo, anzi per me questa diversità è ricchezza, cioè per me l'umanità è nella diversità. La ricchezza che stiamo vivendo noi oggi non la dimenticheremo mai, cioè adesso non si torna indietro, lo dico con molta... Proprio è impossibile tornare, non riesco a immaginarlo. Mio figlio più giovane giustamente ha detto papà è una cosa straordinaria, non sarò più lo stesso, sono d'accordo, ma neanche noi siamo più gli stessi. E però nello stesso tempo, quindi io non sto chiedendo di rinnegare le proprie radici, però certamente di adeguarsi sì alle leggi, ai costumi, alle tradizioni, per riuscire a vedere quel futuro che giustamente è giusto dare a tutti a livello mondiale, poi in un mondo globalizzato come il nostro a maggior ragione. Loro lo stanno facendo, professor Calò?
Ma certamente, nel senso che per noi è importante far capire a loro che sono qua, ma bisogna costruire tappa dopo tappa un modello di riferimento, speriamo che diventi un modello di riferimento per tutti coloro che vogliono effettivamente poi integrarsi. Però la parola integrazione, me lo lasci dire, l'ho usata proprio per fare uno specifico. Io non credo nell'integrazione, io credo nella convivenza costruttiva. L'integrazione su un piano storico spesso e volentieri è stato soltanto un grande fallimento. E ancora oggi lo possiamo notare non solo nelle grandi città nordamericane, ma anche in Inghilterra, in altri luoghi. Io credo che sia più corretto parlare di convivenza costruttiva, cioè di convivere, vivere con, insieme, e costruttivamente, cioè senza appunto perdere le proprie identità nella nostra e nella loro, e mettendo insieme di volta in volta il meglio dell'uno e il meglio dell'altro, per costruire qualcosa insieme che sia bello da condividere, appunto. Vedete, è un circolo, io credo, un circolo positivo, un percorso che dobbiamo sposare tutti quanti, senza paura, senza paura. Come mi sono sempre domandato, paura di che cosa, in fin dei conti? In un mondo come il nostro, con tutti noi che accettiamo tranquillamente mezzi che ci permettono di essere veramente globalizzati, cioè ci permettono veramente di essere in contatto, tra virgolette, con tutto il mondo, di essere informati su tutte le cose del mondo, di viaggiare, di entrare in contatto. Credo che sia importante uscire fuori da certe dinamiche e sposarle prima di tutto attraverso le persone, attraverso l'incontro con le persone, che poi è sempre un incontro. Ogni incontro, se è veramente un incontro, ogni dialogo, se è veramente dialogo, è sempre un acquisto, sempre una conquista, ma è sempre una ricchezza. Guardi, non ho dubbi su questo. Io ho avuto questa grandissima fortuna, le dicevo anche a suo tempo, questa grandissima fortuna di girare molto, di viaggiare in Europa, nel mondo. Anche questa l'ha spinta a fare questa scelta. Certamente. Non riesco a immaginare un mondo chiuso, non riesco a immaginare un mondo fatto di paure e di recinti, di muri. No, guardi. Cerchiamo di far capire ai nostri telespettatori qual è la vostra giornata di questa certo. Famiglia super numerosa. Allora, intanto la sveglia è chiaramente una sveglia particolare, nel senso che per organizzarci a mangiare, far colazione in 12, cioè, dobbiamo scaglionare un po'. Però noi siamo sempre i primi, io e mia moglie, presto, siamo abituati a svegliarci molto presto e quindi prepariamo un po' di cose, ma dopo arrivano loro, ognuno di loro è già molto autonomo. A casa io fin dall'inizio non ho mai messo un divieto. Fin dall'inizio non ho mai messo un divieto. Però ci sono delle regole, appesa al frigo c'è una lista con i nomi e le date. Allora sì, ci sono delle regole, nel senso che ci siamo dati dei turni. Tutti noi abbiamo dei turni in cucina, in lavanderia, che è diventata una cosa incredibile, e certamente anche in giardino, soprattutto da quando poi un pensionato gentilissimo, il signor Walter, persona straordinaria, è venuto da noi e ha detto: tranquilli che mettiamo su un bell'orto, avete un pezzo di giardino, dai che facciamo un bell'orto. E così è nato anche l'orto in giardino, e loro a turno appunto si danno anche da fare nell'orto. E questo turnarci ci ha aiutato moltissimo, perché poi chiaramente condividi momenti anche di ilarità, scherzosi, ed è anche corretto, cioè tutti ci dobbiamo sentire impegnati. Ma così anche il discorso, cose molto pratiche, come appunto in cucina, avere il turno non vuol dire soltanto sparecchiare o apparecchiare, ma vuol dire anche cucinare. Allora la mattina di solito lo facciamo noi, tra virgolette, noi famiglia iniziale, e dopo la sera spesso cucinano loro. E quindi pian pianino ci siamo abituati anche a questi bellissimi... Cucina tipica loro? Cucina tipica loro. Quindi loro fanno delle cene in cui il piatto di base è il riso,
loro sono abituati a mangiare tantissimo riso, quindi facciamo circa 1,5 kg di riso al giorno e un altro 1,5 kg di pasta. Noi italiani la pasta non possiamo rinunciare e loro giustamente non rinunciano al riso. E loro hanno questa usanza di usare, cioè il riso è la base e poi viene condito con vari tipi di carne o delle verdure, mangiano molte verdure e poi quasi sempre finiamo con la frutta, insomma, che è una cosa visto che è molto apprezzata. E questo. Dunque, un pezzo di giardino è stato dismesso per fare l'orto, so che anche un pezzo di taverna Sì. è stato completamente Allora noi, rivoluzionato, come vero? capita spesso in tante famiglie, quando si fa la casa, si cerca sempre di trovare la zona estiva e la zona cosiddetta invernale. E la zona estiva era mai diventata, cioè, un luogo dove noi vivevamo molto nel nostro tempo. Che era la taverna. Ed era la taverna, una taverna grande dove c'era il salotto, il tavolo e via dicendo. E c'era uno studio. E a quel punto abbiamo pensato che quello potesse essere il luogo giusto, anche perché intanto era estate e vi garantisco che dove siamo noi a dormire, non tutti noi, perché ci sono anche dei ragazzi che dormono qua al primo piano, fa caldo, perché è un sottotetto di fatto. E giù si stava meglio, allora anche questo. Poi è grande, quindi possono stare molto bene, larghi. E abbiamo comprato degli armadi, li abbiamo trasformati in una grande camera e la fortuna è che avevamo pensato alla lavanderia a suo tempo, molto grande anche questa, perché comunque siamo anche noi tanti. Era una lavanderia con bagno, però appunto molto spazioso, molto spazioso. L'abbiamo trasformato in un unico grande bagno Per loro, per i per loro, per i ragazzi. ragazzi. Poi loro possono anche usufruire del bagno nostro qua al piano terra. Quindi c'è una condivisione totale della Sì, casa. sì, assolutamente sì. Poi dello studio chiaramente io non vedo l'ora che possano imparare a leggere e fruire non so in che termini, però fruire delle cose che ci sono. Noi chiaramente essendo tutti e due insegnanti siamo pieni di libri sia dalle elementari fino alle superiori all'università, quindi è anche bello anche questo. Però giù io ho una grande collezione di fumetti e ho visto che qualcuno già, i fumetti è più semplice da leggere, ho visto che qualcuno già sfoglia qualche fumetto, mi fa enorme piacere. Lei ha parlato dello studio, scopriremo insieme subito dopo una breve pausa pubblicità, purtroppo il tempo è tiranno, come state aiutando questi ragazzi nell'istruzione. A tra poco quindi, con Storie di Famiglia. Siamo qui in questo splendido studio del professor Antonio Silvio Calò. Ci ha ospitato a casa sua assieme alla moglie e ai 4 figli per raccontarci di questo progetto importante, direi ambizioso ma sicuramente anche molto impegnativo, quello di aumentare in famiglia, perché stanno ospitando dai primi giorni di giugno 6 ragazzi, 6 profughi. Guardi, il progetto è questo, però con molta, diciamo, sincerità e anche semplicità. Mi spiego, se questo è potuto e sta accadendo, lo dobbiamo non solo a noi e alla nostra famiglia, ma come spesso ho scritto in questi giorni, lo dobbiamo soprattutto alla comunità. La comunità ci sta dando una mano enorme. Non è pensabile gestire una cosa di questo genere senza la comunità e senza l'organizzazione. Quindi comunità e organizzazione nel senso cooperativa insieme ci permettono di vivere questa esperienza. Diversamente io faccio difficoltà a pensare di poter replicare un'esperienza di questo genere. Quindi certamente invito altre famiglie a intraprendere questo percorso, ma solo a queste 2 condizioni, che dietro ci siano delle ottime comunità che vi diano una mano e che ci sia una cooperativa capace di dialogare con voi dall'inizio alla fine. Lei ha parlato di comunità. Sì. Che le ha dato una mano, ma c'è Certo. stato anche qualcuno che... Sì, però guardi, le dico la sincera verità,
non possiamo pretendere che tutte le persone condividano le nostre scelte. Non mi sembra corretto, siamo in una democrazia ed è giusto che ci sia anche il contraddittorio o comunque colui che è contrario. Però con queste persone, io lo so, anche con tutte queste persone, anche a queste persone è aperta la mia porta. Cioè, non chiuderò mai la porta a queste persone, assolutamente. E se un domani dovessero aver bisogno, sono il primo di sicuro a darmi da fare, perché mi sembra corretto. Cioè, l'importante è sempre lasciare uno spazio per il dialogo, me lo lasci dire. In questo momento non dobbiamo metterci l'uno contro l'altro, dobbiamo aiutarci tutti. Non è un momento da rinfacciare colpe, giudizi, mancanze, no. Questo è il momento in cui uno Stato serio è unito, mi scusi, e quindi anche una comunità seria è unita. E poi comunque, guardi, è bello pensare che davanti diciamo, di fronte a certe situazioni poi parlandoci ci possa capire. Stavamo parlando di questi ragazzi, lei e sua moglie siete due insegnanti, come li state aiutando a farsi una cultura? Come dialogate poi con loro? Perché non allora, tutti sapranno l'inglese. Sì, questo è uno dei problemi non indifferenti in questa famiglia. Nel senso che ci sono ormai 1000 lingue, dico io, cioè, nel senso che abbiamo, all'inizio c'è stato soprattutto l'inglese, c'è stato di aiuto, ma non tanto il mio inglese, neanche quello di mia moglie, quanto l'inglese dei nostri figli, che certamente ci hanno dato una mano. Che sentivo parlare anche in tedesco prima, quindi Sì, insomma siete una famiglia veramente... è tornata una figlia, la Elena, da Heidelberg, e quindi conosce molto bene anche il tedesco. E poi è bello perché io parlo, mio figlio traduce in inglese, uno di loro che è diventato un po' un polo di riferimento, cioè la figura di riferimento, a sua volta traduce in una lingua loro, africana, e poi a sua volta uno di loro traduce in portoghese, però è un portoghese africano. Quindi questi sono i passaggi e l'ultimo poi si cerca di limare con un'altra persona, un altro ragazzo che sa meglio il francese e quindi dal portoghese si passa al francese. Questo è il giro che lei prova a immaginare quando si apre una question, quanto tempo, infatti pranzo e cena durano un'ora e mezza, cioè una cosa... È bellissimo. È fantastico, guarda, è fantastico, da questo punto di vista è incredibile cosa sta avvenendo. Però venendo giustamente alla sua richiesta, la sua domanda. Ecco, guardi, noi siamo partiti da un presupposto. Prima di tutto, appunto, le regole in casa, in famiglia, ecco. Però dopo, subito abbiamo voluto che la cooperativa potesse, come dire, assumere a tempo determinato, però in regola, una persona del luogo, quindi del paese, che è una persona fantastica, la Valentina, che è una persona che aveva perso il lavoro e che in questo modo invece l'ha ritrovato, una famiglia con 2 figli. Quindi voi con questi 30 euro che la Comunità Europea vi passa quotidianamente per ogni singolo ragazzo, avete assunto questa persona perché era impensabile, a proposito di quello che si diceva prima, è impensabile un'organizzazione con 12 persone e noi 2 che lavoriamo tra l'altro. E Valentina cosa fa? E Valentina fa di tutto, è una persona straordinaria che aveva già fatto un'esperienza molto bella presso la parrocchia di Povegliano, dove erano già arrivati dei profughi, e come volontaria. Tra l'altro sa l'inglese, quindi anche ha questa possibilità di interloquire. Ma poi le dico una cosa, questa persona è stata straordinaria perché grazie a lei, nel senso di come si è adoperata, questi ragazzi nel giro di pochissimi giorni sono stati su un piano dal punto di vista sanitario, visitati, hanno fatto tutte le profilassi sanitarie del caso, tutte le vaccinazioni del caso, perché sia ben chiaro, sono io il primo a dire che non mi porto in casa persone malate e quindi si fa tutta una profilassi, grazie a Dio tutto bene, e adesso hanno una tessera sanitaria, hanno un codice fiscale e hanno un medico, quindi questo si può fare, abbiamo visto che si può fare, tra l'altro in un modo anche, come dire,
io ringrazio tutte le persone degli enti, in questo caso coinvolti, perché si sono comportati in modo straordinario. Lei ha parlato di tessera sanitaria? Sì. Quando ci siamo visti mi ha raccontato, mi ha detto che è stato un momento di festa Guardi, per loro. loro quando è arrivata la tessera sanitaria hanno fatto festa. Era il primo documento che attestava la loro presenza qua. E questo mi ha colpito perché noi siamo abituati a ben altre cose e vedere questa gioia in questi ragazzi per una cosa che per noi diamo per scontato, però per loro è stato veramente il primo sigillo per sentirsi italiani. Questo per me è bello. Professor Calò, lei è un professore di storia e di filosofia, un ricercatore, un uomo che ha studiato bene la storia dei paesi da dove provengono questi 6 ragazzi. Sì, sento il dovere come piccolo studioso chiaramente di informarmi, ma anche proprio di studiare, appunto, cioè di entrare, per quanto è possibile entrare. E quindi in questi mesi mi sto, diciamo così, anche preparando, perché l'incontro con loro ogni giorno riserva sempre qualcosa di nuovo e questo qualcosa di nuovo rimanda anche a una storia. Ha letto e ha scoperto delle atrocità, Assolutamente molte, sì. che venivano perpetrate e che continuano ad essere perpetrate in questi paesi. Sì. Corrispondono a quello che i ragazzi le hanno raccontato? Sì, io direi, anche per questioni di correttezza, sono d'accordo che ci possono essere anche le persone, semplici immigrati, che vengano, diciamo, tra virgolette, ne approfittano per venire anche con i profughi. Però io ho avuto la possibilità di rendermi conto, nel caso dei miei 6 ospiti, che tutti loro partivano da situazioni veramente, da storie, da situazioni veramente tristi, storie che partivano dalla povertà. Intanto si parte da un dato fondamentale: l'Africa è profondamente povera e quindi la speranza verso qualcosa di meglio è veramente una cosa molto, non dico utopica, ma qualcosa di simile. Poi c'è poca scolarizzazione, tantissimi di loro, uno di loro è proprio analfabeta, ma tanti di loro al massimo hanno fatto 1 anno, 2. Alcuni sono riusciti a imparare qualcosa perché hanno fatto le scuole coraniche, i miei sono musulmani, quindi hanno fatto le scuole coraniche e sanno l'arabo. E questo anche ci dice molto, no? Di come. E dopo il problema è la scuola, quella che c'è, costa, e loro c'è la povertà, quindi mettiamo insieme le due cose e capiamo al volo cosa può succedere a tanti giovani. In questi paesi che tipo di torture ci sono? Purtroppo usano torture molto. Intanto usano l'elettricità e l'elettricità la usano con scosse elettriche veramente potentissime ovunque sul corpo, quindi ci sono i segni. Poi usano bruciare delle cose sul corpo e poi usano anche purtroppo le frustate, ma frustate con fruste molto particolari. Insomma, ma io devo essere sincero, nel momento in cui raccontano certe cose, sì, mi sembra di tornare veramente a periodi cosiddetti bui, ma veramente bui della storia dell'umanità. Sono venuti in Italia per quale motivo? Esatto. Cioè sono scappati più che altro dai loro paesi? Esatto, io mi riferisco soprattutto, adesso inizialmente volevo sottolineare due storie tristi. Sono scappati da un paese in cui c'è la dittatura e per una serie di concause si sono ritrovati a essere perseguitati da questa dittatura e la cosa triste è che uno di questi ha iniziato di fronte a un fatto, un evento traumatico, perché è andato in ospedale con la moglie
la moglie ha partorito il primo figlio e questo figlio non l'hanno neanche visto. Appena partorito è sparito. Non si sa dove sia andato. È sparito. E gli hanno vietato di... Lui ha incominciato a chiedere dov'era. Ma non gli hanno detto, l'hanno invitato a non fare domande. E lui non si dava pace. E ha continuato a fare queste domande e soprattutto a disperarsi, come anche la moglie. E a un certo punto hanno insistito, sono intervenuti la polizia, invitandolo proprio a non fare più domande. Il colmo dei colmi è che quel giorno sono spariti tutti i bambini che sono nati. E dove erano finiti? Si è scoperto? Non si sa, non si sa. Lui ha fatto delle ipotesi tragiche. Io mi auguro che non siano queste. Da una parte i bambini vengono usati per gli organi e spesso questi organi vanno in Europa, arrivano qua, e dall'altra parte vengono usati anche per altre cose, per operazioni all'interno di... E lui purtroppo ha insistito e a un certo punto l'hanno minacciato di morte. Se insisteva ancora l'hanno minacciato di morte. E un giorno sono andati a prenderlo. La moglie gli ha avvisato e lui è scappato. E così è iniziata la sua E il viaggio? nuova storia. Incredibile. Non so come abbiano fatto. Perché il viaggio è centinaia, migliaia di chilometri in condizioni pietose proprio. E spesso e volentieri si devono fermare, e poi non parliamo quando arrivano in Libia. In Libia il colore della pelle è già un insulto, purtroppo. E vengono maltrattati, due dei miei sono stati incarcerati, sono stati 6 mesi, 1 anno, torturati, anche con forme di tortura veramente, sì, che uno non pensa che possa essere il 2015 ancora queste condizioni. E poi invece un altro ragazzo, una storia anche lui molto particolare, anche là il papà a un certo punto, la famiglia era schierata dalla parte sbagliata e quindi i vincitori di turno si sono scagliati con i perdenti di turno. Hanno ucciso il padre, poi hanno bruciato la casa in cui c'era la madre ed è morta anche la madre e lui è scappato con la sorella. E poi a un certo punto scappa, ha pensato che doveva darsi un futuro diversamente, ma non in Africa, perché tornare a casa era rischiare anche lui di essere ucciso. E allora è scappato e anche lui ha passato veramente tra il deserto, che è impressionante, con questi carri, ci ha fatto vedere delle foto veramente... Poi lui è stato uno di quelli che sui barconi ha visto morire le persone. E noi, per esempio, una sera ci ha raccontato che ha cercato di salvare uno e non è riuscito a salvarlo, quindi è segnato veramente anche, sì, in maniera incredibile. E lui quando è arrivato qua, il primo giorno e mezzo era in silenzio. Poi io sono abituato a fare... appunto a trovarci tutti insieme a tavola e i primi giorni cercavo sempre di aprire un dialogo, anche se mi rendevo conto che non era facile. E poi lui a un certo punto diversi hanno cominciato a raccontare qualcosa del viaggio, soprattutto della Libia, impressionati tutti dalla Libia e dai barconi. Ma lui a un certo punto è uscito fuori in maniera molto stentoria e ha detto io, in inglese però, chiaramente, io non ho più nessuno. Si è rivolta a me indicandomi e mi ha detto tu sei mio padre. E poi si è rivolta a mia moglie e ha detto tu sei mia mamma. Sono cose che certamente fanno riflettere. Da quel momento la chiamano papà tutti e 6? Da quel momento certamente mi chiamano tutti i papà e anche mia moglie mamma Africa la chiamano.
Sì, si crea un legame che non è facile definire, un legame nuovo, ma la cosa bella è che sono diventati anche dei grandi amici dei miei figli. I miei figli sono diventati dei grandi amici loro, e anche quelli che sono partiti e stanno per partire mantengono questi contatti, si vedono via Skype, si parlano, si sono raccontati le storie. Forse sanno più i miei figli che non quello che so io. Ci sono delle confidenze che giustamente avvengono più tra giovani. L'età li ha avvicinati. Li ha avvicinati molto di più. Ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità e poi ci racconterà, lei ci parlava dei traumi che hanno subito questi ragazzi. Lei ha raccolto le testimonianze, le storie di questi 6 giovani profughi. A tra poco con Storie di Famiglia. Do you remember? The first thing that you understand when you put the design, Said, take your exams at university. Dice, il mio desiderio più grande. Because they just do something like Yeah, that's the cartoon. That's what I'm doing today. because at least what you can really remember is you spend for 3 to 4 days only counting. Perché devi prendere il libro, devi parlare italiano. When you have mobile conversation. But when, però si può scegliere al presente di altri. Abbiamo visto la dottoressa Marcon in giardino con i ragazzi. C'è questa psicologa e anche questa psicologa la paghiamo con i famosi 30 euro. Questa psicologa che ci sta dando una mano enorme. C'è anche un'altra persona importantissima fin dall'inizio, c'è un vostro ex collega che è venuto volontariamente, si è presentato alla porta e ha detto: io sono qua, se posso darvi una mano ve la do volentieri. Lui per 10 anni è stato negli Stati Uniti, per tutti è Giovanni, e ha anche insegnato italiano negli Stati Uniti, e quindi il discorso dell'insegnamento è iniziato un percorso, io dico propedeutico, usiamo questo termine per capirci, alla lingua italiana, quindi viene con la lavagna, ha iniziato proprio dall'ABC. E questo l'ho trovato utilissimo. E questo è stato l'approccio, poi pian pianino, chiaramente, no? Adesso però c'è una grande novità che io ho detto chiaro e tondo: se volete restare qua siete obbligati ad andare a scuola. E tutti inizieranno scuola il 5-6 di ottobre, faranno i corsi, il CFP, corsi chiaramente per loro, perché tra l'altro uno di questi è anche analfabeta, quindi ci sono problemi quindi a vari livelli saranno inseriti nelle classi e inizieranno questo percorso, perché è fondamentale, cioè noi non possiamo immaginare un inserimento senza una conoscenza della lingua. La lingua è uno strumento indispensabile. Quindi questo è il primo scalino per questi ragazzi, per poi arrivare... Sì, guardi, il secondo scalino... Ci racconti la scala, esatto, per arrivare al primo piano. Assolutamente. Il secondo scalino è questo, cioè quello dell'individuazione, sempre grazie anche alla psicologa, delle attività che hanno fatto, di come le hanno vissute queste attività, se hanno fatto delle attività anche lavorative, professionali nei loro paesi, e fare dei distingui, giustamente, e poi cominciare a immaginare la presenza attraverso o l'Auser, o attraverso i sindacati, o attraverso un'industria, la presenza, cioè la possibilità di dare degli stage lavorativi come se fossero giustamente in procinto di poter, no, vedere se questi, non so, 4 mesi, 6 mesi, 8 mesi, quelli che saranno, sono in grado di poter sostenere un lavoro e avviarsi a un lavoro.
che è poi quello che dovremmo fare per tutti. Io infatti sono molto attento anche all'altra questione fondamentale, cioè così come lo stiamo facendo per loro, a maggior ragione Dobbiamo farlo per i nostri ragazzi assolutamente, italiani, chi mi certo. conosce sa perfettamente che io sono da tanti anni un orientatore universitario. Tanto è vero, esatto, il suo impegno proprio nell'ambito scolastico. Sto dando scolastico. tutto il mio tempo possibile ai miei studenti per dargli una mano veramente per inserirsi bene all'università, ma anche poi con il lavoro. E poi il gradino successivo sarà che se qualcuno finalmente li assume, finalmente possono anche avere quel minimo di autonomia. E anche finalmente per 3 di loro accade un'altra cosa fondamentale per questi profughi, cioè 3 sono sposati e hanno un bambino in Africa. E chiaramente per loro questa lontananza non è da poco. Io farò di tutto perché questa lontananza prima o dopo finisca e ci sia il ricongiungimento al coniuge e al figlio. Bisogna pian pianino accompagnare chi vuole veramente, seriamente inserirsi, a inserirsi. Ed è una risorsa. Tra l'altro invito tutti quelli che lavorano e stanno adoperandosi in questo ambito a tenere presente che noi facciamo, lei giustamente, io la ringrazio moltissimo per la cortesia di non avermi subito messo davanti alla questione dei soldi. Però questo la ringrazio moltissimo. Ma io torno in altro modo, e cioè dico, guardate che tutte le famiglie, tutte le mamme non sono là per spendere i soldi così. In questa famiglia facciamo i conti, li facciamo attentamente e se possiamo risparmiare, li risparmiamo. Questo vuol dire che di fronte a un budget che viene assegnato alla famiglia Calò, un budget, non è detto che si debba consumare tutto questo budget. E perché non investire questi soldi in studenti, laureati, con la loro professionalità, giovani, italiani che possono dare una mano creando queste equip che danno veramente un aiuto. Quello che state facendo. Guardi, io invito tutti a farlo perché incominciamo a dare un senso anche a questo, è un investimento che possiamo fare e io le posso garantire che ci sono tantissimi studenti di certe facoltà che sono veramente presi malissimo e potrebbero trovare una risorsa in questo. Professore, lei pensa a questi ragazzi, ma non solamente ai ragazzi che vengono da fuori territorio continentale. Assolutamente. Lei sta portando avanti un progetto anche per i nostri giovani italiani. Sì, perché io vi ringrazio moltissimo di questa opportunità, vi ringrazio di questa trasmissione, del tempo che state dedicando a questa mia esperienza, a questa nostra esperienza. Però io mi rivolgo a tutti quanti e dico, guardate che non siamo le persone che non si rendono conto di quante famiglie hanno perso il lavoro. Anche intorno a casa mia ci sono persone che hanno perso il lavoro. E questo è una cosa grave, a cui tutti noi dobbiamo contribuire come stiamo contribuendo anche nei confronti di queste persone. Io stesso comunque ho telefonato alla Comunità Europea per capire se di quei 30 euro potevo dare qualcosa anche agli italiani e mi hanno risposto che non era possibile. Escluse praticamente le spese che ha per Valentina, per questa signora. Esatto, e per la psicologa, certo. E io ho pensato dovevo fare qualcosa anche per queste persone. Allora, se tutto va bene, a giorni dovrei pubblicare online un libro sull'orientamento universitario. È un vademecum, una cosa molto semplice. Sono consigli, dopo tanti anni che sto lavorando in questo settore. E chiaramente è aperto a tutti gli studenti che devono iscriversi, ma anche gli studenti che sono già inseriti e soprattutto anche le famiglie per capire dove i loro figli possono andare e che scelte possono fare. Ma ho pensato a questo. Il costo di questo libro, di questa lettura, tra virgolette, è simbolico, saranno 3 euro. Però tutti i proventi, nessuno escluso, tutti i proventi andranno a figli di quelle famiglie
che hanno perso il lavoro, famiglie italiane che hanno perso il lavoro. Ai figli perché io credo moltissimo nell'istruzione, quindi spero che possa aiutare molti ragazzi per la scuola, ma anche eventualmente per l'università. Questo mi sembra giusto farlo. Professor Calò, è stato veramente un piacere, la ringraziamo noi per averci ospitato qui in questo studio splendido che ti fa venire voglia di rimettersi a studiare nuovamente. Però l'importante è conoscere certo. Anche come hanno vissuto queste persone che lei sta ospitando e li state conoscendo bene adesso. Pian pianino. Che state condividendo ogni ora, esatto, ogni minuto della vostra giornata insieme. Esatto. No, un'ultima cosa, sento il dovere di dire grazie a voi appunto, ma noi non siamo particolari, noi abbiamo solo risposto in maniera molto semplice. Non mi sento particolare o eccezionale, mi sento una persona che ha fatto una cosa molto semplice e questa semplicità forse è un po' desueta, mi lascio usare questo termine. Riconquistiamo la nostra semplicità, forse le porte si apriranno. Grazie professor Calò. Niente, grazie a voi. Storie di famiglia torna la prossima settimana. Grazie a voi tutti per essere stati con noi.